Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, torniamo subito con la nostra rubrica di analisi delle partite. La partita che vi mostro è una partita mia, che ritengo essere stata la più bella di quest'anno, quindi ad oggi la più bella del 2021, giocata pochi giorni fa, la settimana scorsa in realtà, all'interno del torneo internazionale e valido per norma di grande maestro internazionale, città di Ibiza. La partita è iniziata così: il mio avversario è un maestro internazionale argentino di nome Claudio Minzer, molto forte, molto conosciuto soprattutto nelle Baleari, con 2445 punti, e nel in bianco io che sono un maestro FIDE. La partita è iniziata così, quindi D4 la prima mossa, cavallo F6, C4, G6. A questo punto, dato che è una mia partita, so le varie sensazioni che ci sono state prima dell'incontro, la fase della preparazione, e qua vi dico che nel repertorio del mio avversario questa mossa G6 in realtà non era la più giocata. Quando si preparano le partite, soprattutto ad alti livelli, c'è una fase preparatoria in cui la partita realmente inizia prima. Io il giorno prima cerco Minzer nel mio database, le sue partite, vedo un po' il suo stile di gioco e vedo statisticamente quali sono le aperture che gioca di più. Da quel punto, diciamo, con questa analisi io inizio la mia preparazione, cerco di approfondire un po' le varie linee anche per cercare di sorprenderlo. La mossa G6 è una mossa che mi ha sorpreso perché comunque non era quella che lui giocava di più. A questo punto ho giocato cavallo C3, alfiere G7 e chiaramente dopo una mossa come 4 siamo nella posizione principale dell'est indiana, e c'è da dire che il mio avversario nel suo repertorio non aveva l'est indiana. Allora io ho deciso di cambiare, giocare cavallo F3, cercando un po' di cambiare, non giocare le linee principali per cercare di portarlo più avanti in posizioni a me più note. Lui ha giocato a Rocco, io ho giocato a G3 e a questo punto dopo D5 si rientra non più nell'est indiana, ma adesso l'apertura cambia, adesso siamo in una Grunfeld, una variante un po' minore perché come vedete il bianco ha fianchettato, e quindi comunque l'obiettivo del bianco sarà sempre quello di avere il controllo totale del centro attraverso la spinta del pedone in E4, quindi questi due fortissimi pedoni lì al centro della scacchiera, e dall'altra parte il nero cercherà di dar fastidio al pedone centrale in D4, che potrebbe essere attaccabile sia con C5 oppure con cavallo C6. Comunque ciò che deve fare il nero per poter affermare di aver giocato un'ottima apertura deve sicuramente cercare di valorizzare questo alfiere. La partita dunque continua in questo modo: io gioco alfiere G2, lui gioca C5, a questo punto io arrocco e il mio avversario gioca cavallo, o meglio pedone per D4, io riprendo di cavallo, e a questo punto dopo cavallo per C3, pedone per C3, come vedete si è creato un piccolo squilibrio soprattutto per quanto riguarda la struttura pedonale, perché mentre prima si andava un po' verso un percorso parallelo, una sorta di simmetria in cui entrambi avevamo fianchettato, entrambi avevamo cercato di portare dei pezzi al centro, adesso questa simmetria si è rotta perché il bianco si ritrova con un pedone C3 che chiaramente è una debolezza. È una debolezza e potrebbe anche essere facilmente attaccabile. Il nero prima o poi giocherà donna C7 cercando di fare pressione su questo pedone. E allora la domanda potrebbe essere: se io so che questo pedone in C3 è un pedone debole, perché ho ottenuto questa posizione? Come vedremo in partita, al pedone debole in C3 corrisponde una più facile attività con i propri pezzi, perché come vedete la torre potrebbe facilmente andare in B1, quindi essere attivata torre su una colonna semiaperta non può che essere qualcosa di positivo. L'altra idea potrebbe essere cercare di porre quanto prima un alfiere in E3 o forse in F4 per cercare appunto di giocare con la coppia degli alfieri che giocano e insistono sullo stesso lato della scacchiera. Quindi dal punto di vista dinamico i pezzi del bianco si coordinano in modo più facile, mentre il nero da parte sua deve cercare di semplificare, perché se togliessimo i pezzi di pari valore dalla scacchiera, alla fine questo pedone C3 resta e sarà un pedone debole un po' per tutta la partita. L'idea del bianco in questo momento è che qualora il nero giochi una mossa come donna C7, che dicevo prima essere una mossa molto forte, il bianco potrebbe proseguire con cavallo B5 dando fastidio. Oppure, diciamo, oltre cavallo B5 questa mossa potrebbe essere posticipata magari giocando prima donna B3. Gioco donna B3, alla prossima vorrei fare cavallo B5 dando fastidio alla donna, forse voglio giocare alfiere F4, chiaramente facendo attenzione a questi temi di forchetta che potrebbero arrivare sulla scacchiera, però
è importante per il nero evitare che io possa saltare in questa casa, e quindi lui ha giocato subito immediatamente a 6. Io continuo il mio piano, donna B3. Qualcuno noterà, beh, il pedone D4 non è difeso da nessuno, ma magari il nero lo catturasse, perché in caso di cattura io riprendo, e se lui dovesse riprendere, questa posizione la consideravo molto favorevole. Come vedete, gli alfieri del bianco si trovano nella posizione ideale, entrambi in fianchetto. Questo alfiere in B2 controlla totalmente le case nere e prepara una coordinazione con la donna, creando la tipica batteria che chiaramente in questi casi creerebbe temi di scaccomatto. Una donna in G7 o in H8 permetterebbe al bianco di vincere all'istante. Quindi in questo momento il pedone D4 diciamo è un pedone che scacchisticamente si chiama pedone avvelenato. Il mio avversario lo cattura, io lo do volentieri, ma a cambio cercherò di creare qualche minaccia o qualche trappola. Dunque in partita è stata giocata donna C7, quindi torre B1. L'idea, adesso ci sono 3 attaccanti su B7, quindi il bianco vuole cercare di catturare questo pedone e il mio avversario ha fatto una mossa furba. Cavallo D7 è una bella mossa, perché in caso di alfiere per B7 che sembra spontanea e sembrerebbe guadagnare un pedone, seguirebbe cavallo C5. Cavallo C5 si attacca alla donna, si attacca all'alfiere, e in questo caso si capovolge totalmente la partita, perché il bianco aveva guadagnato un pedone ma così perderà un pezzo. Quindi cavallo D7 è una mossa attiva, perché il cavallo nero in C5 sta benissimo. A questo punto pensavo, o meglio avevo già immaginato, intuito che quando il cavallo andrà qui ci potrebbero essere dei problemi sul pedone in E7 che non è difeso da nessuno, e quindi ho giocato all'istante alfiere A3. Alfiere A3 attacco questo pedone che è inchiodato, e ovviamente diciamo sul cavallo C5 ho due possibilità. La prima è cambiare qui e mangiare B7, ma la seconda, che è più bella e anche più forte, la semplice donna C4. Donna C4 inchiodando il cavallo sulla colonna C, e a questo punto non resta al mio avversario di meglio che giocare a cavallo 6, ma qui chiaramente cambio le donne, mangio 7 e il bianco ha una posizione ottima. Dopo alfiere 3 pensavo come unica torre 8, e anche qui avevo preparato una contromossa, perché ho giocato alfiere D5 attaccando immediatamente F7 ed evitando che il mio avversario potesse giocare una mossa spontanea come E6. Cosa accade dopo E6? Adesso magari per i più tattici, più curiosi, vi invito a interrompere e mettere in pausa il video, provare ad analizzare e dopo rifar ripartire il video. Non so se avete fatto questo piccolo esercizio tattico, ma qui la mossa è molto forte, sarebbe alfiere per, perché in caso di pedone per seguirebbe il cavallo per attaccando la donna, minacciando lo scacco di scoperta, e in caso di torre per, va bene, la donna cattura, scacco, la casa F8 è controllata dall'alfiere in A3, il re si sposta, a questo punto seguirà il matto sull'ottava traversa. Adesso non c'è di meglio che difendere con un cavallo, ma dopo il cambio, e purtroppo per il nero è tardi, perché la posizione finale che si ottiene è quella di scacco matto. E allora, tornando indietro, e dopo cavallo per E6, il bianco sta minacciando di togliere il cavallo e quindi fare una scoperta. La contromossa potrebbe essere questa, donna B6. Per quale motivo? Dovete sapere che ogni volta che ci sarà un tentativo di minaccia, di scacco, di scoperta da parte del vostro avversario, ciò che dovreste fare il più delle volte è spostare il re, in questo caso non possiamo farlo, oppure attaccare chi minaccia lo scacco di scoperta. Quindi in questo caso il nero diciamo risponde a questa teoria giocando donna B6 e appunto attaccando la donna. Il bianco continua. Qui avrebbe una mossa molto forte come cavallo C7 scacco. È vero che lui può cambiare le donne, però io riprendo e poi alla fine, come vedete, resterà un doppio all'interno della scacchiera. Quindi anche qui il bianco ha una posizione totalmente vinta. Tornando indietro, dopo alfiere D5, che era una mossa che pensavo essere molto forte, e la contromossa da parte del mio avversario già la immaginavo che era cavallo E5, e qui non mi resta che migliorare la posizione, quindi torre D1. E6 mi manda via. È anche vero che queste mosse di pedone, per quanto possano sembrare forti, in realtà, come vedete, indeboliscono e creano nuove casse deboli all'interno della scacchiera. L'alfiere si sposta, cavallo C4 vuole prendere il mio alfiere, ma io non sono d'accordo, e a questo punto abbiamo raggiunto questa posizione di medio gioco. Il bianco ha un'idea, qualsiasi cosa accada da bianco vorrei giocare una mossa che poi è stata quella che si è verificata in partita, che è questa. In partita è stata giocata torre 7
Però la mia idea iniziale per cercare di prendere e ottenere un po' di vantaggio era questa qui, molto, molto bella, molto invisibile. Conoscevo già questa idea, diciamo, con queste strutture pedonali, e adesso il cavallo cosa fa? Sta attaccando la torre, quindi il mio avversario è costretto a catturarlo, ma dopo che lo cattura la mia donna va in C4, e anche se questa posizione potrebbe sembrare simmetrica, la struttura pedonale è abbastanza simile, il bianco sta molto meglio. Il bianco qui ha la donna in coordinazione con l'alfiere contro C6, il controllo totale delle uniche 2 colonne libere, e quindi questa è una posizione che il bianco realmente diciamo, ha ottenuto una posizione molto favorevole. Adesso qui basta coordinare al meglio i propri pezzi e poi di conseguenza si cercherà di ottenere il punto pieno. Come difendere C6 non è per niente facile, perché in caso di alfiere D7 il bianco comunque continua con alfiere 3 e qui i pezzi del nero si intralciano un po' a vicenda. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. In partita il mio avversario ha deciso di giocare C5 e qui sono orgoglioso della sequenza giocata, perché qui la mia percezione era: ok, sei il bianco, stai meglio, i tuoi pezzi sono coordinati meglio, però manca qualcosa, manca quel colpo tattico, comunque quel piccolo vantaggio materiale che poi potrebbe trasformarsi in vittoria. Il punto più debole del nero è senz'altro il punto C5, quindi a questo punto prima o poi alfiere 3 andrà fatta per attaccarlo. La sequenza che io ho giocato è stata alfiere F4, attacco la donna non ha tante case e quindi E5 è un po' obbligata, dopodiché l'alfiere va in E3 e attacca questo pedone. Qual è l'idea? L'idea è che in caso di alfiere F8, con calma, con pazienza, non abbiamo alcuna fretta di prendere di mira questo pedone C5, quello che cercherò di fare è semplicemente raddoppiare le torri o sulla colonna D per poi cercare delle semplificazioni, oppure raddoppiare le torri sulla colonna B per cercare delle semplificazioni dall'altro lato. Il mio avversario da parte sua ha dei pezzi che saranno in posizione passiva un po' per tutta la partita. D'altra parte l'alfiere bianco si troverà semplicemente qui in D5 prima o poi per fare pressione su F7. Comunque il bianco è soddisfatto della posizione raggiunta. Il mio avversario ha giocato in modo pratico, ha fatto alfiere F5, io ho risposto con alfiere 4 perché voglio cambiare gli alfieri di case bianche, perché dopo il cambio degli alfieri di case bianche il finale nel quale entro è un finale più che favorevole. Come vedete adesso è veramente difficile per il nero difendere questo pedone, quindi il nero sarà costretto a cederlo. La partita è proseguita in questo modo: donna C6, e qui ho giocato torre D8, alfiere per C5 potrebbe essere possibile calcolando, e dopo che uno calcola magari si accorge che torre C7 rende vana questo tentativo di tattica. Dopo donna C6 ho giocato torre D8 dopo una lunga riflessione. Qua penso di aver dedicato 10 minuti all'analisi della posizione e sono arrivato alla conclusione che torre D8 era la mossa più forte. Torre D8 crea idee di matto con alfiere H6, questo è un pattern, un tipo di posizione che dovreste conoscere ogni volta che volete attaccare l'arrocco del vostro avversario quando ha creato il fianchetto e ha un alfiere in posizione passiva. L'altra idea è semplice ed è questa qui di fare torre B8. Il mio avversario ha giocato torre 8 in questo momento e dato che avevo dedicato del tempo dal punto di vista tattico avevo già visto questa idea, questa mossa, che è una mossa che si chiama deviazione. Io voglio allontanare la donna dalla difesa della torre per poi ritrovarmi io stesso con una torre ancora sull'ottava traversa. Dopo donna per B6 che è obbligata, torre per E8, si sta minacciando adesso alfiere per C5, donna per C5 o alfiere H6, quindi comunque le mosse sono tante e sono parecchie. E il mio avversario ha continuato con donna a scacco, il re si sposta e qui mi ha fatto una mossa molto bella che è stata questa, è stata torre a 8. Adesso vi mostro che cosa avevo visto in analisi. Immaginiamo che qui il nero decida di spostarsi, magari giocare a re G7 per svincolare il re dalla difesa dell'alfiere. La posizione per il mio avversario crolla all'istante perché una delle idee di torre 8 era anche quella di giocare torre per F8 e su re per F8 la semplice cattura in C5 avrebbe vinto. C'è anche un altro
tema tattico che si può creare, che adesso vi mostrerò. E in partita è andata dunque con lo scacco, il re si sposta, la torre in A8, questa torre difesa indirettamente dallo scacco lungo la diagonale, però a nulla serve perché il pedone in E5 è perso. Torre di 8 per il mio avversario, a questo punto donna per A6, e dopo alfiere di 6 che la mossa giocata, la posizione diventa molto difficile, è difficile per lui. Immaginiamo che il nero cerchi di giocare per vincere coordinando i pezzi, magari più che altro cercando di creare tattica, provare a spaventare il bianco, quindi in questo momento torre G1 riuscirebbe in questo. Qui avevo visto una combinazione vincente che è semplicemente così, donna qui. Qual è l'idea? Adesso l'idea ve la mostrerò. Il bianco magari soggetta a questo scacco, quindi scacco, il re si sposta, la donna qui potrebbe dar fastidio perché vuole fare donna G2 per dare matto, ma in realtà qui avevo visto che donna 8 era una mossa difensiva molto forte, perché oltre a difendere e controllare la diagonale stava minacciando questo matto con sacrificio di donna. Quindi donna per scacco, re cattura, l'alfiere dà di nuovo scacco e dopo che il re si sposta segue il matto sulla prima traversa. Ricordate, qualche minuto fa vi dicevo è molto importante avere chiari i temi di matto contro un arrocco dove l'alfiere di fianchetto ha una posizione passiva. E allora a questo punto qualcuno dirà: beh, forse ti è sfuggita quest'altra mossa che è veramente bella, perché su torre per, in caso di pedone per, scacco e i sogni di gloria del bianco vengono infranti dopo la cattura della donna bianca. In realtà avevo calcolato anche questa possibilità, ma semplicemente prendo di re e sullo scacco in G1 la mia donna attraversa tutta la scacchiera, si mette qui di fronte e con la torre in più il bianco riuscirà a vincere. La partita dunque, tornando molto indietro, è andata in questo modo, quindi donna per A6, l'alfiere va in D6 e qui non mi resta altro che cercare delle semplificazioni, quindi alfiere G5 attacca la torre, l'alfiere cattura la mia torre, io catturo la sua torre, a questo punto ho dei pedoni in più. E anche in questo caso donna 8 è veramente forte, perché donna 8 sta minacciando scoperte con l'alfiere e vari temi di matto. Il mio avversario ha fatto una mossa più pratica, togliere il re, quindi alfiere 7, e dopodiché, visto che c'era una minaccia di matto con donna F8, ha deciso di creare una via di fuga. Io donna F8 lo stesso, lui si sposta, donna per F7 scacco re, lui difende e dopo alfiere per, questa qui è la posizione che abbiamo raggiunto. Adesso vado un po' rapido per mostrarvi la posizione finale. Diciamo che a questo punto il bianco è soddisfatto della posizione raggiunta perché ha 2 pedoni in più e quindi il vantaggio materiale esiste ed è importante. Così come è molto importante cercare di ridurre le possibilità di controgioco. In questa posizione ho giocato donna A8 semplicemente per controllare la diagonale e sostenere questo pedone A libero, allegro e rapido verso la promozione. Quindi la partita è andata in questo modo, donna F3 propone il cambio perché in caso di cattura il bianco cattura entrambi i pedoni, e adesso vado un po' rapido fino a mostrarvi qual è stata la tecnica finale. Questa posizione ho giocato H3. H3 cosa serve? Prima o poi arriverà uno scacco su queste case bianche, il re si nasconde in H2 e il nero si ritroverà senza scacchi. Infatti la posizione è stata proprio questa qui. Adesso il pedone A va libero e si allontana lungo la scacchiera finché poi arriva la tattica mossa H4. In caso di cattura seguirebbe scacco con cambio delle donne, questo pedone lontano deciderà l'esito dell'incontro e in caso di non cattura semplicemente è il momento di dare degli scacchi per poi catturare i pedoni. In raggiunta questa posizione il mio avversario ha deciso di arrendersi e questa qui ritengo essere la partita più bella del 2000, la mia partita più bella del 2021. Rivediamola rapidamente. Come sempre queste partite le trovate nel gruppo Lichess di Matto Scacco con tutte la notazione delle mosse, l'analisi e queste varianti che vi sto mostrando. Quindi la partita è iniziata così, quindi un tentativo di est indiana che poi rientra in un'apertura Grunfeld. Raggiunta questa posizione c'è uno squilibrio, la struttura pedonale del bianco abbiamo detto essere leggermente inferiore, però a questa struttura pedonale corrisponde un'iniziativa, un'attività dei propri pezzi. E alfiere 3 attacco il pedone 7, la torre lo difende, dopo alfiere D5 in realtà obbligo la spinta del pedone 6 e quando il mio avversario cerca di riorganizzare i suoi pezzi in realtà va incontro a questa mossa, perché qualsiasi cosa accada io sono già pronto a giocare cavallo C6.
E torre 7 sulla scacchiera, cavallo C6, e qui ero molto soddisfatto della posizione raggiunta, meglio il bianco è un gioco molto più attivo e dunque la partita prosegue. Il pezzo più forte del nero è senz'altro l'alfiere di case bianche, dopodiché viene cambiato e l'alfiere di case nere è ovviamente inferiore all'alfiere bianco, quindi in questa posizione non resta altro che semplificare un po' tutto. E dopo le varie semplificazioni, come vedete, questo pedone in C5 così come il pedone in E5 soffrono e poi alla fine verranno eliminati entrambi dalla scacchiera. La partita dunque è andata in questo modo e qui da bianco potevo decidere se mantenere gli alfieri in gioco, però ho fatto una scelta pratica. Difatti il bianco ha 3 pedoni in più, ne dà 1 per togliere pezzi dalla scacchiera. Infatti quando avete un vantaggio materiale non dovete essere restii, troppo conservativi. Se potete semplificare fatelo pure, perché poi alla fine è la scelta più pratica, la scelta più semplice. Dopodiché la partita è andata in questo modo, vado velocissimo e dopo lo scacco H4, che è poi la mossa risolutiva, perché poi il bianco riesce a mangiare entrambi i pedoni, il pedone G e il pedone H, con una vittoria molto facile. 3 pedoni contro 0, chiaramente un vantaggio notevole. Allora, spero che questa partita vi sia piaciuta. Come sempre vi invito a seguire i social di Matto Scacco, ma anche dei vari commentatori. E se avete proposte, suggerimenti, commenti, spazio libero nei commenti del video. Appuntamento alla prossima partita. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!